È chiaro, diciamolo in maniera subito esplicita, questa abbinata di due voci era nell'intenzione, era un omaggio all'imperio naturalmente, perché a trovare un argomento dell'Istria al circolo era un pretesto per farti un omaggio. Ah, ti ringrazio, è chiaro, come sono carissimo. Appunto, quindi che sia chiaro che siamo in ginocchio per farle gloria. Nella storia affascinante dei boschi c'è un monumento di carte che penso non abbia paragoni, ed è il nuovo catastico dei boschi dell'Istria fatto da Lorenzo Contarini. È un lavoro enorme e ne do un po' la trama di questo lavoro, un lavoro durato circa un anno nell'Istria. Lorenzo Contarini era un esperto naturalmente dell'arsenale, era con il sistema veneziano di mandarli in provincia a fare il servizio, era stato destinato alla sede come podestà di Pinguente o Raspo, diciamo, e era una piccola sede, e con l'occasione che andava lì, dove andava lì soltanto per poche cose, non era una grande sede, il Senato gli affida il compito di fare il punto sui boschi dell'Istria, e Contarini si dedica, viene nominato giudice delegato sulla materia boschiva per tutta l'Istria, pur essendo capitano di Raspo, e viene destinato a questa grande operazione. Risulterà grande operazione, e sono tonnellate di carte prodotte nell'arco di un anno. Inizia l'operazione di rilevamento dei boschi dell'Istria, inizia nel maggio del 1754 e termina nel marzo successivo, 1755, con l'approvazione dell'operazione di rilevazione, di catasticazione dei boschi dell'Istria. Comincia, ripeto, nel 1754 in maggio, parte da Montona, dal bosco di Montona, e prosegue con i boschi delle province cosiddette delle province dell'Istria, Cittanova, Umago e Buie. C'è uno spazio di tempo per raccogliere le carte, riprende in ottobre con Mugnano, Crisignana, Portole. C'è un piccolo momento, 15 giorni di riposo, e poi conclude con Pietrapelosa e Raspo, che era la sede dove era destinato Contarini. Dal gennaio del 55 al febbraio lo staff che attorniava Contarini conclude questa enorme massa di carte. Lo staff che ha seguito questa rilevazione dei boschi era diretto appunto da Lorenzo Contarini, podestà di Raspo e giudice delegato e straordinario, dal cancelliere. Gli dico i nomi perché per capire le varie mani che sono intervenute: Francesco Bonaldi come cancelliere, Giorgio Fullanicchio che era il collaboratore di cancelleria, Marcello Agapito assistente, Zuanne Galvan assistente, Giacomo Calergi, il colonnello Giacomo Calergi, che era comandante della compagnia militare che aveva accompagnato questo comitato di controllo, Lucio Capello che era un coadiutore del podestà, e dal capitano della provincia dell'Istria Mattio Bonardi, e dal capitano specifico del più grande bosco dell'Istria Daniel Becchina, che era capitano del bosco di Montona. Questi sono i vertici della commissione che nell'arco di un anno visitano l'Istria. E
E parto dalla prima frase di questo. Raccoglie uno stanzone come questo, la documentazione, e comincia la prima carta, dice Contarini, rivolgendosi al Serenissimo Principe: come la difesa e la gloria pubblica stanno nelle marittime forze principalmente riposte, così i boschi dell'Istria devono, Principe Serenissimo, con tutta ragione considerarsi il più prezioso capitale che abbia la patria. Quando pertanto dalla pubblica prudenza si abbiano costantemente in vista sicché risorgano e si preservino questi boschi, mi faccio garante con la serenità vostra che non mancheranno mai alle occorrenze tutte della Casa Eccellentissima l'Arsenal roveri di qualunque forma che necessaria render si possa. Puntini puntini e continua. La commissione capeggiata da Contarini passa in rassegna i boschi che sono distribuiti sulla superficie dell'Istria e erano già stati in precedenza catasticati, ma erano stati descritti in maniera frammentaria. La commissione prende i boschi, li classifica in 4 categorie, secondo l'importanza, ovviamente per primo quello di Montona, fino agli ultimi boschi privati, diciamo, e li mette in classifica per estensione, per bontà di terreno, per accesso, per comodità di accesso, a seconda che ci sia o meno il caricatore delle strade o altro, e li mette in ordine di importanza. Di ogni bosco traccia la superficie, di ogni bosco indica le piante migliori, di ogni bosco indica le caratteristiche di piante, di ogni bosco indica i proprietari e di ogni bosco indica le varie disposizioni che sono state in proposito, i vari regolamenti che sono stati fatti in proposito, e quindi aumentano questi fascicoli. Il risultato, lo salto per arrivare un po' al titolo del mio contributo, dopo seguirà il dottor Rallo. Il succo finale è di una produzione di carte, diciamo, e lo dico come ho detto le prime parole, altrettanto dico le ultime, essendo pertanto di questo argomento, di questo mio intervento, il rendere un esatto e generale conto dello stato e circostanze dei boschi di tutta questa provincia e delle loro rispettive collocazioni in confronto del vecchio catastico, onde apparisca chiaramente il miglioramento di confronto tra questo e quello, sicché ho la consolazione di, Serenissimo Principe, di poterle dire che lei ha nell'Istria la bellezza di 4.439 boschi e di ogni bosco io le produco le carte. Non solo le carte del bosco, ma Contarini con i suoi collaboratori, secondo le varie competenze, raccolgono anche i regolamenti sulla materia del bosco, quindi regolamenti con le comunità, regolamenti con i proprietari, regolamenti con i capitani dei boschi, regolamenti per le curazioni, regolamenti per i trasporti, per le fluidazioni, per la costruzione di strade, dei vari argomenti specifici di tutti questi 4.439 porta le carte. Tra tutte queste carte, e concludo, tra tutte queste carte io mi sono permesso, ho scelto quella che faceva un po' più folklore, diciamo, un po' più colore, ed era il regolamento sulle capre dell'Istria. Le capre dell'Istria, l'Istria ha come simbolo la capra, e le capre dell'Istria erano
diciamo costituivano un danno per i boschi, e Contarini e i suoi collaboratori raccolgono le norme per l'introduzione nei boschi, o comunque il permesso o non permesso o proibizione dei boschi, delle capre. Pospongo un po' l'argomento. Contarini, quando concluderà questa grande operazione, diventerà un consulente fisso dell'Arsenale in materia dei boschi. Da questo regolamento delle capre curerà, che è ancora valido, curerà il regolamento per i pascoli del Cansilio, per quanto numero di vacche che si porta in Cansilio. Lo trarrà, anziché capre scrive vacche, lo porterà, che è valido ancora per quello che si usa Veneto Agricoltura, ex Veneto Agricoltura, lo adopera ancora, e sono i concetti stabiliti da Contarini. Io finisco qualche riga e poi ti lascio. Comincia con mi piace questo, perché è di una aulicità questo Contarini. Avendo con studiosa attenzione l'illustrissimo ed eccellentissimo signor Lorenzo Contarini, per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio di Raspo, giudice delegato per i boschi dell'Istria, internate le benemerite e fruttuose sue applicazioni sopra l'importante argomento dei boschi e roveri di questa provincia dell'Istria, al presidio e redenzione dei quali, essendo provvidamente accorsa la sovrana pubblica autorità con replicati decreti per gli importanti riguardi di Stato che in sé meritatamente raccoglie la grave materia, ha potuto bastantemente conoscere che tra la molteplicità delle dannificazioni che si uniscono per opera privata alla desolazione di questi preziosissimi pubblici capitali, uno dei capitali arbitri è quello di condurre impunemente ed inosservati a pascolare nei boschi vincolati alle pubbliche disposizioni gli animali caprini, quali, ricavando la propria nutrizione dalle tenere novelle piante col loro benefico morso, distruggono le stesse in rapporto alla maliziosa facilità che le viene anco promossa dallo scandaloso contegno dei pastori, che, posposta ogni trepidazione del castigo, si inoltrano con ardita libertà a recidere persino i semenzali, le pianticelle, i semenzali, per facilitare ai denti caprini l'alimento, e con ciò facendo risentire via via continua. Le capre sono il nostro danno dell'Istria. Capre che nei giorni dell'estate del 1754 i vari militari che erano stati sguinzagliati nel territorio, come risultato finale ce n'erano 30.000 che giravano per l'Istria. Partendo da questa constatazione che il danno più grave non veniva dato tanto dai furti, non veniva dato dai furti e dalle rapine dei boschi, quanto dal portare dalle capre che arrivavano non tanto dall'Istria, ma arrivavano dalla Slovenia, dall'Austria, dappertutto, e passava e portava veniva da fuori anche per portarli là. In sostanza, cosa fa Contarini? Fa un regolamento che è la base di tutti gli altri regolamenti successivi sull'introduzione di animali all'interno dei boschi, un argomento di 5 punti che riassumo ovviamente, e cioè: primo punto, non si deve portare nessun animale per un anno. Nessun animale entra nei boschi. Facciamo un momento di stop e facciamo il punto, se no non lo facciamo mai. Quindi proibizione per un anno, guai mondo se si vede greggi, pascoli, ovili aperti o altro. Per un anno chiuso. Passato questo anno partono le truppe per vedere dove ci sono capre. E quindi le truppe le ammazzano le capre e il porta a Erice per avere un premio dei capre, porta a Erice, e quindi daremo un premio. Terzo, che guai mondo
che qualcuno dei comuni della popolazione gli dà i sotterranei nei boschi privati, diciamo all'interno dei loro boschi privati, guai modo se gli dà spazio a pastori forestieri che vengono fuori a portare qua in Istria le capre. Quarto punto, le autorità delle varie comunità, le autorità che noi denunciano la presenza di capre, che non denunciano la presenza di capre, tosto o tardi noi li mettiamo in galera e picchiamo alle corde con le braccia rovesciate dietro. Quinto punto, quinto e ultimo punto, i parroci, durante i signori parroci, nessuno eccettuato, della provincia devono pubblicare questi ordini sopra l'altare all'ora della messa solenne, sempre del maggior concorso di popolo, e così di anno in anno, ogni giorno dell'8 di settembre sarà il giorno dedicato alla cura, alla giornata del bosco, l'8 settembre. I parroci quel giorno dovranno leggere tutte le regolamentazioni che noi facciamo, e il parroco, oltre a leggerla al posto della Santa Predica, deve leggere queste disposizioni e deve lasciarle appese sempre nella bacheca della sacrestia. Concludo, così lascio la parola al tecnico più di me. Ma adesso vediamo, andiamo a braccio perché non ci siamo messi d'accordo. Mi dice Rallo che abbiamo le tavole, eccole qua. No, adesso lascio la parola al dottor Rallo perché Si vede male però. allora possiamo spegnere. Io in sostanza concludo dicendo questa del catastico, non catasto, catastico di Contarini, Lorenzo Contarini, è, come dicevo, uno dei più grandi monumenti di carta, come lo chiamo, che io abbia mai trovato all'Archivio di Stato di Venezia, ovviamente. Rallo, nella sua scienza, ha portato delle tavole, e quindi questa è l'Istria. Che parte siamo? Tutti i boschi, naturalmente, era tutto bosco, eccolo. Questo bosco il capitano di Raspo, dove siamo? Raspo qua, Pinguete, siamo lì, sì. Ogni montagnola erano 3419, quindi ogni montagnola aveva un bosco, insomma. quello è Raspo, Ecco là, Raspo quello là. cioè Pinguete in pratica, Pinguente sarà questa, cioè Buset attuale, ecco. tutto là. Ecco la linea piuttosto di confine, la linea di confine che era di facile accesso per gli imperiali di venire. Pinguente, della porta di Pinguente, La sede del Contarini in questo caso. Strano Adesso che è c'è un museo ancora il civico. leone di San Marco perché li hanno scalpellati tutti gli slavi. Come il fascio hanno scalpellato anche Leone di San Marco. la bocca della verità per il bosco di Montone. 1754 a Contarini. Ecco. Al mio paese, il leone di San Marco, ecco, infatti c'è ancora. Per le denunce di qui che portava i cavari ai partiti. Ecco. Oh, che bello. Dove sono sepolti alcuni capitani. Qui sono stati alcuni capitani. Contarini non è sepolto perché è morto qua. Due castelli, no? Palazzo del provveditore. Alcune insegne dei capitani. 1534, altre lapidi Francesco. Questo è il panorama verso la Sicilia. Verso la Cicenia. Alcuni boschi. Di Magran, il bosco di Magran. Bosco. E qui comincia Questo è il bosco di San Marco. Qua. Il più bel bosco della Repubblica Veneta. e qui comincia il bosco di Montone. E il bosco di Montona che finisce. Siamo alla fine qui. E il vieto era per la fluidazione. Certo. È tutto l'itinerario che faceva da Ponte Porton al mare in pratica. Lo percorriamo al contrario, Grisignana, Grisinada, Castagna, eccetera, in Piemonte.
e su ancora, il bosco fa la X, questa è Montona, le Valle è sotto Piemonte in pratica, Portole un po' più sopra, va su fino a Santo Stefano e alle Porte di Ferro cosiddette, che era un punto di controllo che andava per chi veniva da Montona andava a Pinguente in pratica, e lì il bosco finisce. Vabbè, questo è sempre le parti del bosco, le parti finali della Y che va all'interno, la fluidazione. E quello che cos'è? Questa diga? È una diga fatta sul quieto per fluidare i corsi, come i tronchi, sì, praticamente sì. Sì. Ah, quella. Questo, eccola qui indietro. Eccola. E quindi in Perarolo c'era tre archi, questa qua e Aspetta che dove si va indietro? Aspetta. Sarà 30 volte quella di Perarolo, quindi. Eccola qua. Mamma mia, Perarolo sarà la spalla nel confronto del No, ma credo che quello che dici tu di Perarolo è il Cidolo, e il Cidolo è quello che si trova sotto a sinistra, cioè tutto confluisce lì e poi da lì viene scaricato quando c'è la piena. La diga serve solamente per portare, incanalare il legname verso il Cidolo. C'era migliaia sì, è un lavoraccio. Sì. Si vede che lì il quieto era particolarmente largo e aveva delle secche perché fanno deviare tutto il legname verso il Cidolo. Un bel lavoro. Adesso dove c'era questa struttura c'è una pianura, hanno fatto la strada che va a Cittànuova, e c'è ancora una chiesetta conservata che è sempre coeva. Quindi vuol dire che è stata bonificata tutta la tutto zona, non è più esondabile. Quindi... È tutto bonificato. Sì. Quindi Tommaso, quello è bellissimo, scusa. Quindi tutti quei legnetti che si vedono, sì, se tu vedi quelli là, li mandano di là. Vanno a e lì c'è il cidolo. Dentro il cidolo che è quello sotto. Quando tutto il legname arriva al cidolo e l'acqua è sufficiente per portarlo a valle, sì, allora aprono il cidolo. Fantastico. Sì. Questa è la caratteristica del bosco di Montona, in realtà, da cui ricavavano gli assi. Tra l'altro il bosco si pensa sempre che fosse tutti i boschi e quello di Montona che fossero destinati all'arsenale. No! No, non tutti. Non tutti. C'era la zecca che era altrettanto importante perché gli faceva una bronza resistente per fondere l'oro. O boschi per i privati anche. Ma per lo Stato era il gas, il petrolio per la zecca. Questa è la foresta di Montona. Siamo i primi del Novecento, adesso la data non la vedo, qui deve essere è sotto l'Italia ormai già, anche 33. Una delle poche foto con gli operai forestali del bosco. Questa è la parte finale, praticamente dove il bosco finisce e comincia la fluidazione. Quindi quello lì è il quieto, diciamo. Sì, è tutto quieto, è sempre quieto. Da dove fluidava? Qui a destra c'è il Ponte Porton, sì. Dove adesso c'era un ristorante una volta, adesso è chiuso anche quello, e dove comincia il primo cippo del bosco, che è stato interrato con i lavori per fare una rotatoria recentemente, e che appunto, vabbè, parliamo dopo, ok. Queste sono le regole per la fluidazione. Con relative tariffe.
questo è ancora conservato a Visinada, sul muro di una casa. Vabbè, cominciamo. Vado avanti io adesso? Sì, no. Allora, questo con il Cansiglio e con la foresta di Somadida è uno dei 3 boschi ancora integri della Repubblica di Venezia, perché praticamente era circa 1390 ettari ed è ancora 1310-11 ettari di area boschiva. Da quando è caduta la Repubblica di Venezia praticamente il bosco ha avuto varie traversie. Cominciamo con il primo periodo austriaco fino al 1805, in cui il bosco non ha nessun tipo di intervento e neanche nessun tipo di danneggiamento. Arrivano i francesi e lì cominciano un po' di interventi abusivi. Scompaiono 30.000 alberi per la marina francese e cominciano i primi interventi abusivi da parte delle popolazioni locali, perché non c'era controllo, non c'era più la regulation veneziana e neanche austriaca del primo impero austriaco, e quindi chi poteva si faceva il legname, si faceva quello che serviva per casa, sia per costruzione che anche per consumo. Dopo questo intervento c'è un primo periodo di lassismo austriaco dal 13 in poi praticamente. Bisogna arrivare agli anni 30 dell'Ottocento, quando un forestale bosniaco interviene, fa una memoria all'impero austriaco e evidenzia l'importanza che ha questa area boschiva e lo stato di degrado in cui si trova. Partono i primi interventi che hanno culmine con il mappaggio ancora una volta del bosco da parte dell'autorità austriaca, e quindi questa area rimane praticamente bene o male preservata. Arriviamo praticamente alla fine dell'Ottocento, quando abbiamo ancora 1311 ettari di bosco, di cui 1110 con alberi di alto fusto, mentre il rimanente è con fustaia e con alberi ceduati. Con l'arrivo dell'Italia nel 18 praticamente, il bosco quindi è ancora tutto sommato integro. Nel 25 c'è un primo riordino del quieto per bonifiche di alcune aree che si erano alluvionate, per creare una strada maggiore di percorrenza careggiabile che va a Pinguente praticamente da Livade, e questo tipo di interventi va a modificare un po' alcune porzioni del bosco in maniera abbastanza seria. Nel 1935 addirittura l'Opera Combattenti interviene e fa un primo piano di bonifica del bosco e anche di distruzione del bosco, perché al posto del bosco propone di fare aree agricole. Un intervento da parte di un importante forestale, Amerigo Hoffman, fa sì che il governo capisce l'importanza di quest'area boschiva, interviene e manda la milizia forestale italiana, che blocca tutto praticamente, blocca sul nascere questo tipo di progettazione. Da quel periodo in poi comincia una gestione forestale seria del bosco che arriva fino agli anni 43. Anni 43 e 45 in cui, come sappiamo, c'è un po' di caos in Istria per vari motivi, arrivano varie forze da varie aree, adesso non so chi esattamente abbia fatto interventi di trasformazione, di danneggiamento, ma pare che una parte di legname sia finito in Germania, una precedentemente. Una parte viene tagliata da truppe locali per vendere il legname e fare così un po' di incetta in nero. Fatto sta che fino al 45 il bosco è sottoposto veramente al pericolo di scomparire.
Le autorità partigiane dal 45 al 47 cominciano ad avere il comando dell'Istria e bloccano sul nascere questo tipo di deregulation. Da un certo punto di vista per fortuna, dall'altro forse perché, non so, nascondevano altre cose all'interno che conosciamo, ma lasciamo stare. Nel 1947 col trattato di pace subentra la Jugoslavia come governo centrale, arriva un controllo serbo nell'area boschiva e quindi sul nascere si creano gli uffici di pinguente come erano durante il periodo austriaco e quindi il bosco viene in qualche modo tutelato. Viene tutelato così com'è, senza avere una gestione forestale diretta, però tutto sommato diciamo si è salvato. Negli anni 60 comincia il vero intervento di tutela di quest'area con una prima vincolistica nella zona di Santo Stefano, dove c'è un'area termale abbastanza importante ed una presenza di flora xerotermica molto importante. L'area di Santo Stefano è un'area che è protetta dalla bora, ha un microclima particolare, diciamo submediterraneo, la neve non c'è quasi mai praticamente e la flora che si è insediata è molto importante. Allora circa 300 ettari di quest'area vengono vincolati per motivi geologico-botanici e termali. L'anno dopo vengono individuati altri 300 ettari di area boschiva di importanza forestale e quindi vengono vincolati per avere una foresta da seme, se vogliamo. Bisogna arrivare al 2015, quando la Croazia, che era subentrata nella gestione governativa, proprio come Stato, e la Croazia entra in Europa, nell'Unione Europea. Entrando in Europa ha l'obbligo di sottostare ad alcune direttive comunitarie europee, fra cui quelle che riguardano l'habitat, la flora e la fauna di importanza comunitaria. Ecco che allora il governo croato va a tutelare un totale di almeno 1100 ettari come sito di importanza comunitaria e altri 800 ettari come zona di protezione speciale. Adesso finalmente abbiamo quindi 1300 ettari tutelati e per la comunità europea e per queste realtà così importanti. Adesso vi faccio vedere un po' di immagini che riguardano quest'area. Questo è in fondo lo sfondo è Montona, sotto c'è Livade che è un centro di produzione agricola soprattutto, in cui c'è anche un mercato fisso legato ai prodotti del bosco. Questa è Montona quando c'è nebbia in quest'area. Qui si crea una inversione termica del bosco, tipo il Cansiglio se vogliamo, in cui c'è la nebbia che nasce dal bosco e si ferma a una certa altezza. Infatti Montona rimane sopra questo tipo di situazione umida. È un bosco importante perché è di rapido accrescimento per questo fenomeno particolare di microclima umido che si crea, e soprattutto per il rovere e per il frassino, che sono le due essenze più importanti di questa parte boschiva di interesse forestale. Il bosco di Montona praticamente lo si vede qui sotto nel fondovalle, ha delle strade forestali all'interno, è stato in parte danneggiato negli anni 70 per il riordino stradale e per il rettilineo che è stato creato praticamente asfaltando una parte di quest'area e quindi perdendo circa un 40 ettari di bosco in realtà con questo assetto stradale. Qui vediamo alcuni cartelli che indicano la foresta di Montona dal punto di vista così informativo, didattico e anche turistico, perché si sta cercando di sviluppare anche un turismo di visitazione di quest'area boschiva, anche se ahimè nel periodo estivo in cui ci può essere visitazione il bosco è infestato di zanzare
per chi c'è stato sa cosa vuol dire, ecco, trovare nuvole di zanzare. Queste sono alcune strade di penetrazione dentro il bosco. Questo è dall'alto com'è la foresta di Montona adesso. Questa centrale è la strada che porta a Pinguente da Montona, c'è una Y che si inoltra verso il territorio sud orientale, un'altra panoramica da Portole, se vogliamo, come territorio montano, verso Visinada. Questa è la strada che va a Livade, alcune strade interne nella zona di recente ceduazione, una parte ben conservata del Querceto. Qui c'è un'altana per la caccia. Qui l'unica attività economica che viene sviluppata e gestita con normativa è quella venatoria, perché capriolo e cinghiale fanno parte dell'economia di questo bosco, e l'ufficio di Pinguente è quello che gestisce la parte forestale faunistica e vende o dà di diritto a chi è residente l'abbattimento degli animali che sono considerati in più di un calcolo annuale di surplus della produzione faunistica. Questo è uno dei cippi, dei 107 cippi che ancora esistono nel bosco. Credo sia il bosco più conservato da questo punto di vista. La regione istriana ha fatto fare un inventario di questi cippi attraverso l'archivio di Stato di Pisino e attraverso il museo di archeologia di Pola. Ogni cippo ha una scheda, ha una fotografia e praticamente è vincolato, anche se devo dire recentemente uno di questi cippi, il primo cippo che parte da Ponte Porton, è stato interrato per fare questa rotatoria. L'abbiamo segnalato alla sovrintendenza, diciamo così tra virgolette, ai beni naturali di Pola, e aspettiamo che intervengano per ritirarlo fuori. Questo è l'inventario che vi dicevo dei cippi. Ogni cippo viene fotografato, misurato e poi è stato inventariato. Questo è l'assetto attuale delle aree protette istriane. Il bosco di Montona è qui, praticamente, è quest'area qui che si vede qua. Questa è la scheda Natura 2000 che ha cartografato l'area vincolata a sito di importanza comunitaria, perché sono presenti molte importanti realtà faunistiche. Questa è l'area vincolata che vi dicevo sotto per motivi forestali di seme, e queste sono alcune delle piante che costituiscono, diciamo, questo bosco. La farnia, la roverella è una quercia diciamo legata al clima termofilo e che quindi qui trova un ambiente adatto. Carpino orientale, lontano nero, il frassino mediterraneo, e qui comincia l'aspetto anche diciamo economico produttivo dei prodotti del bosco, fra cui soprattutto i tartufi. Il tartufo è stato scoperto nel bosco negli anni 30, quando alcuni operai forestali provenienti dal Piemonte, dalla regione del Piemonte, avevano trovato qui dei tartufi e avevano insegnato a alcuni del luogo, soprattutto a Livade, come si raccolgono e l'importanza che hanno questi tartufi. Da lì è nata questa attività che adesso ogni anno è il Festival del Tartufo in autunno, siamo già al 13° anno di questo festival, e qui è stato raccolto anche il più grande tartufo bianco finora trovato al mondo, quindi un record proprio da Guinness, che hanno decantato poi in tutta la Croazia come
come prodotto della Croazia, in realtà è un prodotto dell'Istria, ma comunque l'Istria è in Croazia, per cui è giusto così. Ecco, un po' di fauna che l'Europa considera importante. Qui abbiamo il cervo volante, che ovviamente è presente in tutti i querceti conservati di una certa età, e qui è molto frequente. Lo si vede volare da giugno a luglio nel tramonto, che esce fuori dai tronchi e vola a cercare la compagna. Il Cerambis cerdo, altra specie che l'Europa considera prioritaria come conservazione, anche questo, ahimè, mangia gli alberi. Il nostro amico in fondo dirà che è un obbrobrio. In effetti queste specie creano molto danno al legname, però vanno soprattutto su alberi molto vetusti che hanno avuto interventi climatici particolari, che hanno avuto fulmini, per cui ecco, vanno a creare danno su alberi che non sono sani soprattutto. Però insomma forestalmente crea problemi. Una specie notturna di Lepidottero che è considerata in estinzione, che è questa qui. Un'altra specie importante minacciata, un'altra specie di farfalla, sempre minacciata, anche questa. Sono le specie che hanno praticamente sono servite per tutelare quest'area a livello europeo. La rana dilataste, che è una specie che si ferma a questo bosco, è una specie endemica italiana, tra virgolette, perché è presente anche in Istria, per cui non sarebbe proprio endemica italiana, ma noi zoologi consideriamo territorio italiano anche l'Istria dal punto di vista biogeografico. Ecco, da questo punto di vista solo, lasciamo stare quello politico. E questa specie vive solo nei boschi di pianura, del querceto boreo-italico. Il bosco di Montone in realtà è un querceto boreo-italico in parte, e in parte ha una componente orientale invece della zona sarmatica, però lasciamo stare questi particolari. La rana delle ataste arriva fino a quel bosco in pratica. Ecco. Il gatto selvatico, che qui è presente, è frequente. Il gambero di fiume. Questa è una specie che si ferma praticamente al confine con l'Italia, nella Slovenia, perché di qua abbiamo invece l'Autropotamobius italicus, un'altra specie simile. L'astore, questa è una foto che ho fatto io, ma si vede non si vede, ma comunque l'astore è questo, è un rapace diurno molto grande, molto importante. Picchio nero, che qui è presente, qui sono presenti 4 specie di picchio nero, picchio rosso, maggiore, picchio cenerino e picchio verde. L'assiolo, una specie migratoria, l'assiolo, uno dei pochi con la civetta uccelli notturni che migrano addirittura in Africa centrale. L'assiolo è considerato presente solo nel periodo più caldo del periodo annuale, quindi da fine maggio praticamente ad agosto. I primi temporali di agosto questa specie migra via. È il ciò cosiddetto in dialetto istriano. Lo sciacallo è un arrivo recente. Lo sciacallo è presente in Istria da circa 25 anni. Secondo l'interpretazione mia, ha pubblicato per primo la presenza di sciacallo negli anni 80 sull'Ateneo Veneto. E lo sciacallo sembra sia arrivato per la politica forestale jugoslava di impiantare Pinus silvestris e Pinus pinea al posto delle piante di latifoglie, e quindi questa specie avrebbe popolato queste aree dopo una trentina d'anni di forestazione, perché aree xerofile o comunque adatte allo sciacallo. Secondo un'altra interpretazione di un collega jugoslavo è che invece ci sono stati fino agli anni 70 come consuetudine quelle di portare
ovini, anche capre probabilmente, dal centro della Dalmazia al nord fino in Istria, e questo sembra che abbia portato gli sciacalli che si fermavano praticamente a Stagno, a Sabbioncello se vogliamo, per chi conosce un po' la Dalmazia centrale, a Ragusa se vogliamo, ecco. Da lì si fermava lo sciacallo. Lo sciacallo probabilmente sembra aver seguito questi greggi che d'inverno venivano portati a nord in Istria, e che quindi si sia insediato qui. Sono sempre ipotesi che noi facciamo, su cui poi si ragiona poi successivamente. Che poi adesso c'è anche a Treviso. No? Ormai lo sciacallo è arrivato in tutto il Friuli, è un animale che va nelle discariche soprattutto, quindi è legato allo sciupio che abbiamo noi nelle città, e c'è anche un incidente, diciamo un animale trovato morto sul terrario, impattato con un automezzo. Lo sciacallo è presente anche nelle Dolomiti friulane, visto recentemente, fotografato con delle fototrappole, per cui ormai è in espansione verso occidente. Alcuni pipistrelli, fra cui questo che è considerato prioritario in Europa, il Bechsteini, che però ha solamente 2 reperti, non sappiamo altro di questa specie perché è una specie abbastanza elusiva. Il re di quaglie è l'unico rallide, cioè l'unico trampoliere che nidifica nei terreni a pascolo, ed è molto localizzato, nella piana appunto del Quieto, nelle radure del bosco di Montona. Sono almeno 8 o 9 coppie nidificanti. Nidifica anche al Cansiglio, sulle radure del Cansiglio, e lì è considerato frequente, ma comunque è in estinzione e sembra si stia riducendo come areale di riproduzione. Petazzurro, che qui trova un ambiente di svernamento invernale, arriva da fine novembre fino a febbraio ed ha una popolazione molto consistente nel bosco di Montona, soprattutto nei roveti interni al rovereto. Il rovereto è dove c'è il rovere, i roveti sono dove c'è il rubus, invece il rovo comune. Insomma, ecco. Ok, stop. Mi scuso, non l'ho fatto prima perché ero distratto. Il professor Rallo è un punto di riferimento nell'ambiente di Mestre e Venezia per l'interesse della natura. Sta curando un museo di nascita, il Museo della Laguna, è uno dei capifila per il Museo di Mestre. Lo ringrazio di aver accettato l'invito, sono contento perché è un ragazzo per bene, bravo e competente. Grazie ragazzi.